Le narrazioni vengono prima dei dati, perché i dati che andiamo a registrare sul comportamento dei clienti, dei consumatori, sui mercati, sono il risultato di un immaginario collettivo, e questo immaginario collettivo lo costruiamo attraverso le narrazioni che ci arrivano, i discorsi che ci arrivano da televisione, cinema, arte, musica, pubblicità, ma anche i nuovi prodotti che vengono, le tecnologie che entrano sul mercato. I 5 deep trend di quest'anno sono: il primo, Origin of Creation, quindi valorizzazione dell'origine, dell'originarietà di un prodotto, di un servizio, della sua idea originaria. Secondo deep trend di quest'anno è Syncretic Identities, che ci dice che dobbiamo aprirci a un mercato dove le identità saranno in qualche modo composite, collettive. Il terzo deep trend molto importante è Rituals and Rules, e ci dice che siamo appunto in un nuovo mondo che sta ridefinendo ritualità e regole. Quindi cambiano le regole, cambiano i rituali, nascono nuovi rituali, ma vuol dire anche che c'è l'opportunità di creare dei rituali nuovi per questo nuovo mondo che è un po' tra il reale e il digitale. Per i territori, e anche e soprattutto piccoli territori, c'è la possibilità sia di recuperare delle ritualità antiche, sia di strutturare delle nuove ritualità che magari attingono alla tradizione ma la interpretano. Quarto deep trend è il Be Life Adaptive, quindi essere sempre più adattivi. Si chiede alle aziende piccole e grandi di essere sempre più adattivi alla vita del cliente, guardare al proprio cliente come persona in tutta la sua vita, e quindi provare a immaginare come si può espandere l'offerta, la proposta, il servizio, tenendo conto di tutti gli aspetti della vita, andando incontro agli aspetti della vita. Molto importante se si vuole lavorare sul local. Ultimo deep trend è invece Only Human, che vuol dire grande opportunità nel recupero della dimensione umana, sia nel servizio che nel prodotto, provare a ridisegnare il valore dell'umano in un mondo dove sappiamo che il digitale e l'intelligenza artificiale è sempre più importante.